L'immagine del nord-est Italia nel mondo è quella di un'area resa prospera da gente onesta che ha saputo conquistare il benessere rimboccandosi le maniche. Questo prestigioso biglietto da visita, con le difficoltà economiche che il nostro paese da anni affronta, ha cominciato a sbiadire. È risaputo che dove circola il denaro, dove c'è ricchezza, prima o dopo possa presentarsi la criminalità in cerca di facili guadagni. Se in principio le bande, anche quelle locali, vedi il clan maniero, erano specializzate in rapimenti, assalti a banche, portavalori e nel traffico di droga, il territorio ha visto l'avvento delle cosche provenienti dal sud Italia, specializzati in estorsioni, pizzo e in prestiti con tassi usuranti, che l'hanno arricchita velocemente e resa proprietaria di aziende avviate. Il rischio purtroppo è molto alto e lo dimostrano le indagini che abbiamo fatto e che stiamo facendo. È un rischio alto, è un rischio che non è naturalmente solamente della nostra regione, è un rischio che copre sicuramente il nord Italia e talvolta anche l'estero, però è un rischio che a noi tocca molto perché rischia, proprio scusando il bisticcio, rischia di mettere in difficoltà la vita ordinaria delle persone e delle istituzioni. Un cancro che si è diffuso nell'onesto tessuto imprenditoriale e sociale per mancanza di aiuti da parte dello Stato o delle banche. Trovare fondi per non soccombere non è cosa facile. Gli istituti di credito, non più disponibili come in passato a concedere prestiti, spesso sono muri di gomma contro cui infrangersi. La criminalità ne ha prontamente approfittato, sorretta anche da possidenti del territorio, compiacenti che hanno dato una mano riciclando denaro. L'usura e la violenza sono le principali armi con cui la nuova criminalità organizzata ha conquistato fette intere del nord-est. Difendersi da questa dilagante piaga non è facile. La paura e l'omertà dilagano anche nei nostri territori. Il fenomeno della criminalità organizzata, in particolare della criminalità organizzata di stampo mafioso, è un problema che deve essere necessariamente affrontato a tutti i livelli istituzionali e sociali, se no la risposta sarà sempre parziale e non si riuscirà mai ad incidere in un fenomeno che ormai non è più solo un problema di infiltrazione, ma è un problema di stabile organizzazione all'interno delle istituzioni. A tal proposito, per una maggior consapevolezza dei rischi che si corrono rivolgendosi a certe figure, Rotary Club Padova Est, martedì 29 novembre, con la collaborazione delle forze dell'ordine dell'Università di Padova, ha organizzato un convegno presso la Camera di Commercio Patavina dal titolo Le infiltrazioni della criminalità organizzata nelle imprese del nord-est. L'esigenza nasce dal fatto che osserviamo ogni giorno questo problema aumentare in maniera continua e quindi ci siamo resi conto che è essenziale mettere il fuoco su questo problema in modo tale che la società civile ne prenda atto e reagisca in maniera seria e approfondita e non pensando che la nostra area, perché da sempre è sempre stata onesta e lavoratrice, possa essere non infiltrata da questo tipo di criminalità.